Una notizia sconvolgente: sembra che l'ex campione del mondo Vladimir Kramnik stia accusando la star di chess.com Hikaru Nakamura, uno dei più grandi giocatori moderni, uno dei più grandi giocatori su Blitz, su internet, della modernità e della storia. Kramnik sembra che lo stia accusando di barare. Vediamo come ha iniziato tutto. Innanzitutto, qualche giorno fa, il 20 di novembre, Kramnik ha scritto nel suo blog che ha delle nuove statistiche. Ha appena notato che un giocatore ha avuto una performance di 45,5 punti in 46 partite, in partite blitz di 3 minuti contro avversari con una media elo di 2950 punti elo, ovvero una performance di 3600 punti elo in 46 partite. E pensa che conclude il suo pensiero pensando che questo possa essere appunto una riflessione interessante. Effettivamente ciò che lui dice è che se qualcuno ha una performance così alta, cioè quasi il 100%, contro giocatori di quasi 3000 di elo sta performando 3600, sta performando come Stockfish. Questo è quello che dice Kramnik, no? Questi non sono i pensieri di Matto Scacco né di nessuno, stiamo riportando ciò che dice Vladimir Kramnik, il suo pensiero. Vladimir Kramnik che tra l'altro quando giocava dal vivo per il campionato del mondo era stato accusato dal manager di Topalov del toilet gate, di andare spesso in bagno e magari di usare degli aiuti elettronici. Adesso accuse infondate, però adesso Kramnik da vittima è diventato accusatore senza fare nomi. Ecco, poi la cosa è stata qua Kramnik non ha fatto nomi, però è ovvio che si riferisce a Nakamura, visto che proprio Nakamura risponderà. Si è aggiunto Jan Nepomniachtchi, dove con un post su Twitter ha scritto riguardo a Kramnik, citando penso Batman il Cavaliere Oscuro, ha scritto perché lui è l'eroe di cui Gotham ha bisogno, ma non è l'eroe di cui Gotham ha bisogno adesso. Cioè è l'eroe che Gotham si meriterebbe, ma non è l'eroe di cui ha bisogno adesso. E tra l'altro non so se ci sono dei giochi di parole con il youtuber, con lo youtuber Gotham Chess, ma penso che no, sia un riferimento appunto a Batman il Cavaliere Oscuro. Comunque qua è molto interessante che ha riportato il post, diciamo che accentuando la polemica, e dopo un po' risponde Hikaru Nakamura, dove scrive: sembra che Vladimir Kramnik si riferisca alla mia performance, al mio record. Sta davvero accusandomi di barare? E cita appunto Jan Nepomniachtchi e Levitov Chess, che penso che sia un canale divulgativo, e dice: Levitov Chess, Nepomniachtchi, vi state unendo in queste accuse, facendo il retweet, queste accuse spazzatura, ed è arrabbiatissimo. E Nakamura cita appunto Jan Nepomniachtchi e Kramnik. Ovviamente quindi Nakamura rigetta tutte le accuse, penso che poi abbia anche fatto dei video, o li farà, per dare appunto la sua versione. E però diciamo che adesso abbiamo quindi la prova che queste accuse si riferivano a Nakamura, no? Quindi il dato che abbiamo è che l'ex campione del mondo Vladimir Kramnik sta accusando Nakamura. E dopo che tutto questo scandalo sta venendo alla luce, che Magnus Carlsen è entrato in scena ridendo un po' e dice: come fa Nakamura a vincere tutti questi eventi online se non sa come catturano i pedoni? Ovviamente è una cosa, cioè, sta ridendo, non vuole entrare davvero nella polemica, ma è una battuta, perché dice: come fa Nakamura a essere così forte se in questa partita contro di lui c'è qua la foto dove c'è la sua immagine, no? Che da Babbo Natale chess.com, dove
Nakamura gli gioca alfiere per C4 e dopo B per C4 perde un pezzo. Non ho visto questa partita, ma che tutti, no, a volte con le pre-move commettono errori su chess.com e Carlsen ride senza entrare davvero nella polemica. C'è un altro post di Kramnik che leggiamo a scopo informativo, dove Kramnik dice: stanotte ho controllato alcuni commenti di alcuni video come Chessbra riguardo al mio post precedente e sinceramente sono state scritte molte cose senza senso su internet, ma questo non è una cosa anormale, dice. In ogni caso vorrei chiarificare le cose e spiegare il mio punto di vista. Mentre ascoltavo Erik Hansen, il video di YouTube di Erik Hansen, mi sono sorpreso di ascoltare qualcosa che nessuno dice pubblicamente ma che tutti dicono in privato, in silenzio. E qua cita dal video di Erik Hansen. Negli ultimi anni molti giocatori professionisti di scacchi mi hanno confidato che pensano che Nakamura stia varando e mi hanno chiesto cosa penso io al riguardo, se Nakamura stia davvero varando. Questo è quello che dice Erik Hansen, e Carlsen dice: che coincidenza, no? Lo stesso è successo a me di avere questi dubbi, così come è successo a tutti questi giocatori professionisti. Dice che poi Kramnik continua dicendo che non ha mai provato a verificare queste cose e quindi adesso ha provato a guardare le statistiche e dice che nessuno è is Caesar's wife, no, non capisco, è la moglie di Cesare, non so cosa voglia dire con questa battuta. Questo mi sfugge, sarà una battuta che non conosco, e dice che tutti coloro che hanno delle performance troppo grandi devono essere controllati attentamente. Avendo controllato attentamente le statistiche di Nakamura, ha trovato molte probabilità, molte performance basse riguardo a lui e ai suoi avversari, e dice che ci sono delle possibilità matematiche bassissime. Penso che si riferisce alle probabilità di ottenere performance così grandi. Questo secondo Kramnik, che io non so che metodo sta parlando e non so bene a cosa si riferisca. Dice che ha trovato delle performance molto basse, delle probabilità statistiche basse. Però ecco, dice che considerando tutte queste cose e riguardo che molti giocatori di scacchi potrebbero, diciamo, avere delle loro conclusioni, trarre delle loro conclusioni, chiede appunto di cercare delle spiegazioni. Dice che questo non è il suo obiettivo, e diciamo che non è la sua legacy, non so come tradurlo, cioè non è né il suo obiettivo e nemmeno il suo dovere, non deve lasciare ai posteri le sue conclusioni, però dice che bisognerebbe fare un controllo più approfondito in questi casi, qualunque sia il nome del giocatore, anche se è una stella che lavora per chess.com come Nakamura, fa capire, no? E dice che chess.com secondo lui non farà nulla per verificare se coloro che lavorano per la piattaforma davvero stiano overperformando, ovvero se c'è qualcosa di strano sotto tutto questo. E dopo tutte queste cose dice che ci sono più di varie spiegazioni riguardo alle statistiche di questo youtuber e scacchista famoso, ma non pensa Kramnik che tutta la faccenda sia pulita.
e dice che si basa sulla matematica e sul common sense, ovvero si basa diciamo sulla sua percezione di una persona comune e sulle sue conoscenze degli scacchi. Nel frattempo dice che non ha nessun problema se analizzano in modo dettagliato le sue partite, Kramnik, e le sue performance, e anzi che ringrazierebbe se gli facciano la stessa analisi a lui, perché dice che lui non ha problemi, che guardino pure le sue partite e che nessuno che abbia delle performance troppo belle si arrabbi se le sue partite vengono ricontrollate. Dice che non vuole che ci siano, che nessuno diventi isterico riguardo al suo post precedente e che continuerà a presentare statistiche vere, e dice che non interessa i nomi, non interesseranno che nomi possono riguardare queste statistiche dei giocatori che vengono menzionati, perché tutti hanno gli stessi diritti, anche se sono famosi o no, devono essere trattati nello stesso modo. C'è un'analisi interessante da parte di Kramnik e secondo me sarà davvero interessante seguire cosa succederà, se qualcuno gli risponderà e se Chess.com guarderà davvero le partite di Nakamura e di Kramnik come Kramnik stesso chiede. Siamo davvero curiosi e cercheremo di aggiornarvi se ci saranno appunto delle notizie, delle novità. Ci vediamo presto.